ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con una tragedia avvenuta a Catania. Una neonata di soli 4 giorni è morta la notte scorsa all'ospedale Garibaldinesi, ma si chiamava Siria, la vittima di una tragedia che ha lasciato sotto shock l'intera comunità catanese. La nascitura era nata tra le 39 e le 40 settimane di gravidanza e pesava 2 kg 730 grammi. La famiglia si è rivolta alla polizia e a un avvocato per comprendere le ragioni dell'improvviso decesso della piccola. Intanto la procura di Catania ha acquisito la cartella clinica dell'ospedale nella speranza di far luce il prima possibile sulla tragedia. Si è conclusa l'udienza del processo Open Arms, che vede Matteo Salvini imputato per sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio. Si è tenuta all'Aula Buntier di Palermo. Secondo l'accusa, il leader della Lega ad agosto 2019 avrebbe in modo illegittimo negato alla ONG Open Arms di approdare a Lampedusa con 147 profughi salvati in mare, impedendo ai migranti di scendere. La prossima udienza è stata fissata per il 24 marzo e sarà volta ad approfondire le vicende legate alla presenza del sottomarino della Marina Militare nella zona dei soccorsi. Il sottomarino Venuti è oggetto di ben 2 denunce, la prima da parte dell'Open Arms, parte civile al processo, che intende capire perché l'equipaggio della Marina non sia intervenuto durante il salvataggio dei profughi, ipotizzando quindi un caso di omissione di soccorso. La seconda denuncia è stata invece presentata proprio dalla legale di Salvini. Si è chiuso con 16 condanne e 4 assoluzioni il processo a una banda che simulava incidenti stradali per truffare le compagnie di assicurazione in diverse province italiane, tra cui Palermo. In base a quanto emerso dalle indagini condotte dai poliziotti del commissariato di Brancaccio, i responsabili della truffa procuravano a persone compiacenti fratture agli arti per rendere lo scenario dell'incidente più credibile. È per questa ragione che i membri di questo genere di organizzazione criminale sono stati definiti spaccaossa. E in chiusura le previsioni meteo per domani. Tra piogge e schiarite il tempo in Sicilia si mantiene incerto. Se in gran parte dell'isola continuerà a splendere il sole, non mancheranno precipitazioni che proseguiranno nel corso della giornata. Per domani sabato 14 gennaio si prevede un cielo sereno nella zona centrale dell'isola, con forti rovesci nella zona nord-orientale. Nel pomeriggio il maltempo si estenderà con molta probabilità su tutto il versante settentrionale. Si raccomanda di fare attenzione a eventi che si preannunciano essere abbastanza forti. La protezione civile regionale non ha però diramato alcun allerta meteo. È tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.